Ciao amici, ci troviamo all'interno del quartiere Sant'Elia. Vi faccio vedere un po' di degrado, in uno dei luoghi più belli di Cagliari, con una vista a mozzafiato. Guardate in che condizioni sono gli appartamenti abbandonati da almeno un paio d'anni. Guardate qua, barbecue. Si intravede un tunnel che porta all'interno della montagna, zona frequentata dai militari, ancora attiva. Guardate qua, appartamenti che, ripeto, li avrebbero potuti sfruttare come tante famiglie senza case. Guardate qua. Tutto ciò, amici, accade a Cagliari, nel quartiere Sant'Elia, nell'intotale differenza delle amministrazioni comunali e regionali. Guardate qua. La struttura che si intravede di fronte a me sta crollando. Il rischio di uccidere qualche bambino del quartiere che viene a giocare, che viene a giocare in questa zona. Guardate qua. Un altro mondo, veramente. Sembra di stare nel terzo mondo. Guardate qua, degrado, appartamenti sfitti, vuoti, che si sarebbero potuti riprendere non solo agli abitanti, ma darlo anche magari a qualche organizzazione, darli a qualche società di servizi, società di volontariato. Perché tutto questo? Guardate qua. Guardate qua. Oramai la zona è in balia delle onde. Guardate qua, appartamenti sfitti. Guardate qua. Ripeto, altamente pericolosa per i bambini, per i minori che girano in questa zona, che vengono a giocare, per coppie di turisti. Oramai è il luogo frequentato da sbandati, però ripeto, mi chiedo perché abbandonare tutto ciò, perché? Guardate qua, sarebbe potuto uscire una bella struttura per aiutare i giovani. Guardate qua, guardate qua. Qui oramai che sta crollando tutto. Questa struttura è molto pericolosa.
Guardate qua. Appartamenti, appartamenti, ancora appartamenti vuoti. Stai scendendo là? Mentre il collega giornalista si accinge a fare delle fotografie, vi faccio vedere ancora un po' di degrado. Guardate qua. Scalinata di epoca, sinceramente credo che sia di epoca romana. E anche la sovrintendenza qua si dovrebbe occupare di questa situazione. Guardate qua. Questa è una scalinata di epoca romana. Per chi mastica archeologia come me, vi posso garantire che questa è una scalinata di epoca romana, bellissima, sicuramente con un insediamento di epoca romana punico. Guardate qua lo stesso, come si presenta la zona. Quintali di rifiuti, quintali di degrado. Guardate qua. Si intravedono ancora degli appartamenti. Guardate qua. Con vista a mozzafiato. Guardate qua la vista. Che luogo bellissimo. Perché? Perché non valorizzarlo? Perché? Guardate qua. Il verde, la bellezza panoramica. Ok. Per ora è tutto, amici.